E a Vittorio Veneto ci sono passate 2 guerre mondiali e le abbiamo vinte tutte e due, perché siamo decorati medaglia d'oro al valor militare per i fatti della Resistenza. Quindi se vogliono partire con un'altra terza guerra mondiale sanno già che hanno perso. All'indomani del Raider Razionem, con l'avvio della procedura di espulsione da parte del direttivo regionale, Gian Antonio Darè non solo non abbassa i toni, ma rilancia: nemmeno il provvedimento più estremo andrà a minare il suo essere e sentirsi leghista, nessuna tessera dunque verrà stracciata. Non solo, da poche ore sui social di Darè compare la dicitura Liga Veneta Lega Nord, quasi una rifondazione. Da questo partito sono iscritto da 40 anni, quindi mi potranno togliere la tessera, ma non l'idea, anche perché io la tessera ce l'ho nel cuore, quindi Senta, rimango sempre. questo è uno scisma. Scisma, il 9 giugno si capirà se quello di ieri è stato un passaggio fondamentale. E a proposito di elezioni, lo scisma di Vittorio Veneto, dove a giugno si vota la nuova amministrazione, non è più fantapolitica, anzi dei nomi per la nuova lista ci sono già, tra tutti quello del vice sindaco uscente Posocco. Farò sicuramente il consigliere comunale, certo non posso fare il consigliere comunale con il segretario Stefani che mi ha appena espulso. Posocco viene con me sicuro E tra l'altro, e io sono con Posocco. Darè incontra i giornalisti nel suo autolavaggio di San Vendemiano. La dimostrazione plastica fa intendere di un movimento che vuole ritornare tra le partite IVA e occuparsi dei temi del territorio. Prima però occorre resettare, cominciando dalla presunta truffa sui debiti elettorali, quella per cui sta indagando la Procura di Genova. Quei 49 milioni sono veramente un macigno che pesano sulla Lega Nord, attenzione, sulla Lega Nord, ma siccome i debiti devono essere onorati, se qualcuno prende in mano il partito possiamo andare avanti anche su quella del risarcimento, perché i debiti vanno onorati, un partito serio lo fa. Insomma, espulsione o non espulsione, Darè continua a occuparsi di Lega, immaginandone già il nuovo segretario con un endorsement che guarda il Friuli. Penso che Federica sia la persona giusta, è una persona che vuole anche prendere parte a questo progetto. Chiaro che non è finita qui. Prima facevo il mio lavoro e di notte facevo politica, adesso ho più tempo. ai leghisti all'ascolto che cosa dici? Ma teniamo duro, tutto cambia e tutto passa. Lega Tutto resta. cambia, tutto passa, ma la Lega Nord resta. Passa anche Salvini. Certo che sì.